Melissa Rizzetto, Miss Bella di Marca, che emozione! Tantissima, guardi, io non piango mai durante un concorso, ma questa volta è stato più forte di me, mi è scappata la lacrima. Cosa vuol dire per lei vincere Bella di Marca? Concludere un percorso iniziato, perché Bella di Marca è stato uno dei primissimi concorsi a cui ho partecipato ed avendo seguito parecchie selezioni mi sono affezionata moltissimo all'organizzazione e mi rende veramente molto felice collaborare con loro anche l'anno prossimo. Mi diverte tanto. Non ci sono altri motivi, non punto di arrivare da nessuna parte, non voglio diventare modella né fotomodella, è solo un divertimento. Cosa fa lei quotidianamente? Studia, lavora, ci racconti un po' di lei? Allora, io sono diplomata al liceo artistico e per ora collaboro nel ristorante di famiglia, faccio la cuoca, non si direbbe ma sto dietro i fornelli. Quindi una cuoca però con una dieta invidiabile. No, sinceramente mangio tantissimo, mangio veramente tanto, è tutto metabolismo questo, fortuna e metabolismo, non faccio neanche sport tra l'altro. Addirittura. Addirittura. Cosa succederà domani per Melissa? Il futuro, cosa pensa di fare? Realizzarmi professionalmente ancora non so su quale disciplina di preciso, mi piacerebbe continuare l'attività dei miei genitori e poi il mio sogno nel cassetto è il più semplice di tutte, è quello di sposarmi e avere una famiglia. Quindi moda, fashion, cinema non fa per lei? No, sinceramente no. Un saluto agli spettatori di Vive TV.